Io mi chiamo Emiliana Io mi chiamo Gabriel. e noi vogliamo presentare il progetto del Service Learning che abbiamo fatto quest'anno insieme al professor Vietzer in collaborazione con Italo Fiorin. Nello specifico volevamo soffermarci sull'esperienza che abbiamo fatto al Cerletti di Conegliano, in cui abbiamo parlato davanti a un collegio docenti di circa 120 insegnanti. È stata un'esperienza molto particolare, perché insomma non si ha sempre l'occasione di parlare davanti a così tante persone e soprattutto degli insegnanti, e abbiamo parlato appunto di service learning. Cos'è il service learning? Il service learning è una proposta pedagogica nuova, diciamo, che vuole unire in breve la didattica, l'insegnamento a un servizio per la comunità. Infatti abbiamo avuto modo di presentare davanti a questi docenti una nuova filosofia, diciamo, educativa con la quale ci si impronta a un modello migliore per fare lezione rispetto a quello tradizionale, cercando appunto di riportare i punti di forza di questa proposta pedagogica. E appunto è stato interessante collaborare con i docenti, perché non capita spesso, diciamo, che degli studenti insegnino qualcosa, quindi l'efficienza, diciamo, di questo progetto è proprio il riuscire a convincere chi sta di fronte a noi e chi ci sta ascoltando di quanto valida sia questa proposta pedagogica e di quanto si possa applicare effettivamente nella scuola. Sì, e questo comunque ci ha dato anche una consapevolezza ulteriore riguardo non solo essere studenti, ma soprattutto essere esseri umani, quindi cittadini nella nostra realtà territoriale, perché appunto grazie al nostro contributo abbiamo anche potuto, se non altro, instillare un seme del dubbio nella riflessione proprio pedagogica di ciascun insegnante, quindi comunque provare a proporre un metodo alternativo e quindi in un certo senso avere un impatto proprio sul territorio, sulla cultura e sull'istruzione delle nostre scuole. Esatto, uno dei punti centrali, diciamo, del service learning è il fatto di riuscire a produrre qualcosa che sia utile non solo all'interno delle mura scolastiche, ma anche al di fuori di esse, quindi collaborare con il territorio e con gli enti, diciamo, che fanno parte del territorio in cui ci troviamo. Quindi uno dei punti di forza di questo progetto è proprio la collaborazione anche con quello che sta fuori dalla scuola stessa.